La previsione che abbiamo è una previsione positiva, legata anche all'alta partecipazione che c'è stata alle assemblee unitarie preparatorie di questa mobilitazione, una mobilitazione che parte da una richiesta di avvio di rinnovo del contratto nazionale. A pochi giorni dal termine delle lezioni, insegnanti e personale della scuola di CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda e ANIEF hanno osservato una giornata di sciopero anche in Veneto. Dal 2007 ad oggi il contratto nazionale ha avuto un unico rinnovo nel 2018. La richiesta al governo è che vengano impiegate nuove risorse nella scuola. I sindacati della scuola, i lavoratori e le lavoratrici di tutto il comparto dell'istruzione hanno diritto a salari che si avvicinino a quelli degli altri dipendenti pubblici, ai salari europei. La formazione deve essere riportata nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle scelte dei collegi dei docenti. Serve rivedere il numero di alunni per classi. Le risorse stanziate in legge di bilancio sono largamente insufficienti a rivalutare adeguatamente le retribuzioni, anche in considerazione di un'inflazione molto alta, sostiene la CGIL. Inoltre l'esecutivo ha deciso di intervenire sulla formazione sugli aspetti economici e retributivi che riguardano il rapporto di lavoro, senza confrontarsi davvero con chi rappresenta i lavoratori. Non si sono fatti passi avanti sul sistema di reclutamento e sulla stabilizzazione dei precari. Serve rivedere i criteri di definizione degli organici, tanto del personale docente quanto del personale ATA, altrimenti quella scuola di qualità di cui si parla e di cui il governo parla sarà un miraggio